Sì, due temi strategici. Uno è quello dell'organizzazione dei consorzi di bonifica con una riforma che abbiamo messo a punto e che sarà all'esame dell'ARSE e io mi auguro venga approvata dopo tanti anni. E poi il secondo problema è quello delle infrastrutture. Occorre voltare pagina, dare una maggiore continuità all'esercizio e manutenzione, soprattutto manutenzione delle dighe, ripristinare le opere di presa dei bacini indiretti che consentirebbero di aumentare i volumi idrici disponibili nelle dighe, riutilizzare le acque reflue, ma abbiamo parlato anche del piano di investimenti, del piano idrico nazionale che ha coordinato il vice premier Salvini, in cui ci sono opere per la Sicilia per 800 milioni di euro, i primi 100 milioni dovrebbero arrivare a breve. Ma non solo questo, a breve, nei prossimi giorni, annunceremo un piano per le aziende agricole da 100 milioni di euro, riusciremo a fare 500 interventi in 500 aziende per accumulare acqua, per impianti di desalinizzazione, scavo di pozzi, tutto quello che è possibile fare per migliorare l'approvvigionamento idrico aziendale. Un'emergenza che ha visto in particolare l'arancia di Ribera e la pesca di Bivona. È stata un'estate dura, molto difficile, che insomma, si è rischiato anche di perdere il raccolto. È stata un'estate dura perché nei momenti in cui si verificano le siccità è molto difficile intervenire. Inoltre, oltre alla carenza di risorse idriche per l'agricoltura, naturalmente abbiamo dovuto dare priorità in Sicilia, il governo regionale, all'approvvigionamento potabile. Per legge, ma eticamente è responsabilità nostra dare una priorità all'approvvigionamento potabile. Questo ha fatto diminuire ulteriormente le risorse per l'agricoltura, abbiamo cercato di intervenire nel modo migliore, sapendo però, essendo consapevoli, che quando si verifica la siccità è molto difficile intervenire perché i volumi idrici in gioco sono talmente elevati che è impossibile recuperare risorse. Lei puntava il dito sulle acque reflue e il suo utilizzo? Sì, punto il dito nel senso che in questo momento ancora le procedure non sono messe a punto nonostante ci sia un nuovo decreto regionale. Il problema è quello del monitoraggio soprattutto e intanto il problema della gestione degli impianti di depurazione che deve essere assicurata dagli ATI o dai comuni perché altrimenti il riuso non si può fare. E secondo il protocollo di monitoraggio che bisogna snellire, altrimenti i costi per l'uso di queste acque reflue sarà molto più elevato rispetto alle acque convenzionali. Ma le dighe devono essere pulite. In atto c'è una contesa alla diga San Giovanni di Naro che gli agricoltori licatesi vorrebbero, diciamo, l'acqua, ma quelli di Naro non gliela vogliono dare. Non so se lei è a conoscenza di questo. Sì, al di là delle situazioni locali, le dighe vanno ripulite in prossimità delle opere di scarico e delle opere di presa, di derivazione. È impossibile ripulire le dighe a tappeto perché i costi sarebbero economicamente insostenibili e chi dice che si deve fare questa operazione probabilmente non conosce bene la problematica che io ho studiato nell'arco della mia carriera accademica ed è stato oggetto anche di tante pubblicazioni. Non si possono ripulire le dighe, tutte le dighe, bisogna invece assicurare la funzionalità delle opere di scarico e delle opere di presa.